Per cui sei un'anima, diciamo, un cuore solitario, sai? Un cuore solitario. Giusto? E vai cercando la tua anima gemella. Sì. Sì, sì. Ascoltami, che tipo di ragazza vai cercando? Tu hai 35 anni, giusto? Una ragazza a metà, Sui 30-35 anni. sì. Che tipo di donna ti piace? Parliamo del... Casalinga. casalinga. Dico, dell'aspetto fisico? Sì, non male. Come aspetto fisico, come deve essere questo? Non male, come da dire. Normale in che senso? Alta, bassa, come la vuoi? Quanto è mia più o meno? Tu quanto sei? Io 1,72. 1,72. 1,70 m questo. 1,70 m, quindi deve essere sul 1,70 m. Anche il più basso lì non fa niente. Non ha importanza. Come età abbiamo detto dai 30 in poi, se viene una ragazza, non so, più grande di te... Non succede niente. Non succede niente, ti accontenti lo stesso. Sì. Quanto tempo è che sei single? Assai. Assai quanto? Una decina là. 10 anni, che non hai una ragazza, Non è una che non stai con nessuno. No, no. E come hai fatto fino ad oggi? Niente, così. Come te lo passi il tempo praticamente? Lavorando al bar, così. In televisione, cioè ti vedi la TV? Sì, Che tipo di televisione ti vedi? Cioè che tipo di programmi praticamente? A parte quello mio perché lo so che te lo vedi. io darevo telenovele. Ti piacciono le telenovele? Sì. Sei un tipo romantico. Ok, a me fa piacere comunque. Ascoltami, parliamo sempre di questa donna che tu vai cercando. Dovrebbe lavorare oppure non ha No, importanza? casalingo non va a fare niente. Non ha fare niente. Devi lavorare solo tu. Io solo. Esatto. Tu lavori? Io so. Che lavoro fai? Stazionario. Chi? Stazionario. Non ti ho capito, scusa. Il cellulone. Fabbrica di mattoni. Fabbrica di mattoni, cioè fabbrichi mattoni. Sei di Chita. Di Creta. Ho capito. Sempre qua a Mazzara. Sì, sempre. E da quanto tempo? Poco, non va passato. Tipo? Un annetto. Un anno. Io lavoro poco. Ascoltami. Per l'estate si lavora a detto ti chiami? Di Salvador. Antonio, sei motorizzato? La macchina ce l'hai? Sì. Che no, macchina hai? no, ma che non hai, un motorino. C'è il motore praticamente. Sì. Che ti puoi spostare facilmente. Sì. Quindi la ragazza la porterai col motore. Certo. Giusto? Ascoltami, abbiamo parlato dell'età, l'abbiamo detto. Abbiamo detto che non vuoi che non lavori perché vuoi lavorare tu, questo l'abbiamo detto pure. Tu abiti da solo con i genitori? Con i genitori. Con i genitori. Va bene, che cos'è che ti colpisce in una donna? L'occhio. L'occhio. Gli occhi. Come li dovrebbe avere questi occhi? Super celeste magari. Sopra il celeste. Cioè ti piacciono praticamente gli occhi azzurri. E i capelli biondi, giusto? Anche. Lunghi, corti. Le tette pure. Deve avere le tette. Cioè, ti piacciono le tette grosse? E come mai? Hai questo gusto particolare? Solo questo oppure c'è qualche altro? No, questo solo, basta. Questo solo. E dimmi una cosa, tu hai detto che ha 10 anni che sei single, giusto? L'ultima ragazza che hai avuto, sarebbe a dire 10 anni fa, come mai è finita la storia d'amore? Ognuno per la Covid e nella sala, basta. E come mai? Cioè, che cos'è che non... Ognuno la Covid, basta. Solo questo? Sì. Antonio, ascolta, voglio farti un'altra domanda, giusto? Che cos'è che non riesci a sopportare in una donna? Una cosa che non puoi assolutamente soffrire? Sofia. Questo è un problema un po' tragico. Non ci mettesse un palazzo, Dai. un carattere che andiamo d'accordo. Cioè, ma andare d'accordo per te che cosa significa? Cioè per andare d'accordo una donna come si dovrebbe comportare? No, io non lo so. Mettiamo il caso che ora tu ti fai fidanzato, giusto? Che cos'è, io ti ho fatto la domanda, che cos'è che tu non riesci a sopportare in una donna? Cioè la cosa che tu puoi soffrire di meno. Le corna. Cioè le corna non le riesci a sopportare. No. Completamente, neanche piccolo. Cioè non riesci a sopportare le corna quelli totali o le semicorna? Abbiamo visto con un uomo già fa cose sane. Le semicorna le puoi sopportare? Le semicorna? E so queste semicorna. Semicorna sarebbe a dire messaggini, non so si sente con qualcuno, anche se non si vede. Questo lo puoi sopportare? No. Neanche. Cioè deve essere solo tua e basta. Certo. Va bene. Antonio, hai detto di anni? 35. 35. Oh yeah!